Salve, dal godete friulani di lunedì scorso al non ho più parole di oggi. La sconfitta contro il Milan ha un padre, peraltro reo confesso. Alleluia. Vi presento subito gli ospiti di questa trasmissione. Ernesto Bozzo. Ciao. Buonasera. Elio Meroi sul Trespolo. Buonasera. Beppi, il presidente. Ciao Beppi. Ciao. Jessica. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera. Alessandro Vescini, ciao Alessandro. Oggi siamo foltissimi, gruppo numerosissimo. Un illustre ospite che si chiama Adrian, che viene dalla Polonia per controllare i polacchi. Ciao Adrian. Ciao, buonasera. Io vi lascio cominciare a voi. Allora, diciamo subito che Adrian è ospite qui perché in Polonia sta montando la questione Piotrowski con Pontoni. No, non capiscono più quale sia il loro giocatore, quale sia il nostro direttore. No, praticamente è venuto, è un ispettore delle forze dell'ordine polacche e sta cercando di capire dov'è Pontoni. Vi rendo partecipe. Infatti non c'è Pontoni oggi. E Pontoni oggi non c'è perché al solito si sta allenando. C'è la partita domani. Però ci è utile il buon Adrian perché vorremmo fargli alcune domande, essendo lui uno dei massimi esperti su Costa. Chi è Costa? Scusa, excuse me. Who is Costa? Difficult question. Good coach. I think good coach. Because good coach. Good coach. Good I coach. think good coach. Of course. When I was here first time in the last year, one year ago, we speak with Alessandro, and for me and a lot of journalists and a lot of fans in Poland, it was a big surprise that Costa goes directly from Poland to one of the two or three best leagues in Europe, because it's, I think, the first time when coach from Poland, especially also with two Polish coaches who are working with his staff, going to the Italy directly from Poland. And the biggest I think it's really curious situation, because it's not situation like he won Polish title 3 times or Polish Cup 2 times, and club like Udinese take him from Poland. 3 or 5 or 4 months before his joining to the Udinese, he was sacked from the Legia. So it's curious situation, but especially after the beginning of the last season, I think his surnames of the Italian market was really hot, because the first 4 or 5 games was really good. A lot of people in Poland also was talking about the Costa, about Polish also coaches. in Italy. But I think this season is gonna be more important, because without, I think, the best 3 players from the last seasons, like Biol, like Lorenzo Luca, and Florian Thauvin, because we know that Thauvin was a captain. He got a lot of confidence, a lot of trust from the Costa and the staff. So I think this season it's gonna be really important, especially also for the club future, and I think also for the Costa future on his market. If Udinese will continue like from the first part of the last season, I'm pretty sure that he will stay for the long time in Udinese, and if not in Udinese, I'm sure that maybe another Italian clubs will take him. Alessandro, io ho capito tutto, sì, però faccio una traduzione, sì, visto giusto che per ti pagano, spiegare. almeno. Bravo. Grazie Ernesto per questa sottolineatura. No, diciamo che pensa ovviamente che sia un buon coach per quello che ha visto, che ha fatto nei suoi anni in Polonia tra Stettino e Legia, però in Polonia è stato molto curioso il fatto che un allenatore come Runiec passasse da il campionato polacco, con tutto il rispetto per il campionato polacco, a una delle migliori 3 leghe d'Europa, no? Uno dei 3 migliori campionati, perché comunque parliamo di un allenatore che non è che in Polonia ha vinto 4 campionati, 5 coppe, quindi è
ha ottenuto il massimo e poi fa il salto di qualità, l'upgrade. È un allenatore che comunque 3 mesi prima di accettare Udine è stato esonerato dal Legia Varsavia, quindi comunque è un allenatore che ha fatto bene, sì, ma non è il migliore allenatore sulla piazza per quanto riguarda il mondo polacco, quindi ero molto curiosi di questa scelta, e soprattutto perché si era portato proprio tutto lo staff polacco, quindi era proprio una scelta radicale quasi, anzi nuova, la prima volta succedeva una cosa del genere. E anzi si è parlato molto anche, visto l'inizio promettente che ha avuto la scorsa stagione, poi ci sono stati un po' di alti e bassi, però ha detto che alla fine il vero anno per lui è importante questo qua che viene, perché adesso è l'anno in cui si deve stabilizzare, no? Al momento mi sembra che ricalchi paro la scorsa stagione. Esatto. E questo mi preoccupa molto. Molto. Capito? Elio, tu sei preoccupato di questo? No, perché noi, sai, scopriamo appunti i giocatori e anche gli allenatori. Lo sto provocando, hai capito? Comunque, dai, insomma, diamogli tempo, nel secondo anno e abbiamo... No, allora, la cosa peggiore... Lorenzo, qui sono curioso di sentire il tuo parere. No, andate avanti. È che ho l'impressione che lui stia ancora cercando di capire chi sono i suoi giocatori, e questo lo stia facendo dall'estate 2024. Cioè, onestamente io credo che mi dà l'impressione di non sapere ancora da chi è formata la sua rosa. Intanto c'è una cosa che devo chiedere ad Alessandro. No, una certezza ce l'ha, no? Che il pubblico lo ha, ma no, No, quale? come giocatori. Sul lato destro abbiamo Ezibue, che mi spieghi, è una certezza. Mi spieghi, Zanoli, che problemi fisici e mentali ha per stare in panchina? Nessuno. Quindi adesso è una scelta tecnica e Zibue al posto di Zanoli? Penso che come scelta sia stato: questo è appena arrivato, non si è praticamente allenato tutta l'estate con noi perché è arrivato l'ultimo giorno di mercato, gli do un attimo di tempo per capire a che giornata siamo? Amico mio, lui è arrivato alla terza, non è che è arrivato tanto prima. Comunque no, scusami, voglio entrare una parentesi, Alessandro. Il signor Zanoli si è allenato bene con Conte, oltretutto. Okay? Ma infatti io penso che l'idea di Runic era: lo inserisco con calma, come ha sempre fatto vedere con tutti i giocatori che sono arrivati quest'anno, quindi per esempio domani partirà probabilmente dal primo minuto contro il Palermo, e pian piano è questione, secondo me, di tempo. È questione di tempo che prenderà il posto di Zibue, ma questo penso non sia neanche un tema, è solo una questione di aspettare questa giornata, se non è questa è la prossima. Tu credi che non sia un tema? Una cosa, che ieri non è sceso in campo neanche un giocatore che è stato acquistato nell'ultima campagna acquisti. Ieri erano tutti in panchina. Bravo, volevo arrivare lì. Grazie Beppi. Grazie. Allora, io mi domando e dico una cosa. Tu hai 7 punti in classifica attraverso 2 vittorie fuori casa, un pareggio, lasciamo perdere, col Verona e passi, e ti metti ad affrontare il Milan. Ok? Cosa fai? Cambi modulo. Perché? Perché cambi modulo? Per avere Ezibue terzino? Certo. Che ai terzini insegnano sempre, quando devono respingere di testa, di respingere in diagonale, mai centrale. Lui gliela mette sui piedi, primo errore. Gli abbiamo regalato 3 gol al Milan, al di là della prestazione. 3 gol glieli abbiamo regalati noi. Sava è un problema, diciamocelo fuori dai denti. Grande. Ezibue è un altro problema, e questo condiziona tutto il resto della squadra. Mi fai giocare Zarraga e va bene, e Kellecam che non ha mai giocato un minuto, cioè, che cosa dobbiamo aggiungere ancora per dire che Runic forse c'ha la testa fra le nuvole? Sì, che poi Lorenzo, no, ditemi voi. Sì, che poi non dimentichiamoci l'anno scorso in cui eravamo tutti qua, ma non solo qua, tutti i media che invocavano questo cambio di modulo, no? Non dimentichiamoci che le ultime 10 partite ci sono state 8 sconfitte e tutti erano lì a invocare un cambio di modulo. C'erano anche le occasioni giuste per cambiare questo benedetto modulo, no? Ma col Milan lo cambi. È risalvo, no?
e potevi fare quello che volevi. Non dimentichiamoci anche che col Monza in casa abbiamo giocato col 3-6-1, se vi ricordate. Vabbè, ma il Monza, Col Monza in casa. è vicino a Milano. E adesso, scusa, dopo scusa. che tu sei a 7 punti in classifica, vieni da 2 vittorie di fila e tu mi cambi modulo, non solo cambi modulo, ma cambi anche gli interpreti. Attenzione, che sono stati cambiati anche gli interpreti di centrocampo, ragazzi. Ma poi mi metti come esterno, mi metti Atta, quindi stravolgendo quelle che sono le caratteristiche di Atta. E abbiamo visto che È uno che deve andare dappertutto e sa dove andare dappertutto. Atta. Se avevamo delle certezze. Iker Bravo non ha visto una palla, va bene. Abbiamo giocato nella nostra metà campo male, l'unico che si è salvato, tra virgolette, è stato Christensen, va bene, perché anche Solé sembrava giocasse come giocava l'anno scorso. Allora Lorenzo, forzatura che si è salvato Christensen. Vabbè. No, volevo dire che quest'anno l'Udinese, una caratteristica nuova giocando a 3 era la difesa, con Christensen centrale che rende il doppio di qualsiasi altra posizione che tu possa metterla. Noi come difesa, no, dopo tutte le partite che abbiamo, anche a Pisa non abbiamo giocato bene, però la difesa si è comportata benissimo, ha retto bene. Allora io dico, con il Milan, che hai la squadra che ormai sono 3 partite che gioca in quel modo lì, tu vedi che anche Christensen è tutto un altro giocatore in quella posizione lì. Cioè, tu mi vai a cambiare completamente. Cioè, io un Christensen spostato più sulla fascia non rende come rende in centro, perché con le lunghe leve che ha Christensen, quando deve avere a che fare con gente veloce, è in difficoltà, mentre in centro, dove può comandare, cioè è lui il responsabile, rende. Invece lì c'era lui e Solé in 2 che poi magari, sai, vado io, vado tu, ciappami, ciappati, no? Ciappabozzo. Ecco. Mette sempre di mezzo a me. Cosa dici? Che sarei curioso di sentire Alessandro che ha il polso dell'allenatore, perché mi sembra che, come ha detto Elio, quest'anno un mercato si sia fatto, si siano comprati alcuni giocatori che probabilmente servivano. Dovremmo ti aggiungo una cosa, poi aspetta, perché poi si dice che sono troppo vai. ottimista. Dovremmo vedere sul lungo periodo le qualità di questi giocatori. Probabilmente ci sono, ma dobbiamo vederle. A me sembra che il punto debole di questa squadra, come lo è stato l'anno scorso, sia l'allenatore. Ti dico, a differenza di gli ultimi, penso, 10 anni, è a memoria, poi correggetemi se sbaglio, è la prima volta che viene fatto un mercato, cioè vengono acquistati i giocatori in funzione a il modo in cui vuole giocare l'allenatore. Cioè sono stati presi esattamente i giocatori che richiedeva lui. Aspetta, E tu l'hai capito che modo lo vuol giocare? Sì, ecco, quella è un'altra domanda, ma secondo me non sono stati presi i giocatori che voleva lui, sono stati presi i giocatori che mancavano a questa squadra, perché i laterali, anche se mi prendi Del Neri, mancavano, anche se mi prendi l'allenatore del Profagagna, mancavano. Certo, ma è per dire, cioè, ti faccio l'esempio, visto che abbiamo anche qua Adrian, volevo dire, lui gli serviva un attaccante all'Adam Buxa, per esempio, e gli hanno preso Buxa. Il suo centrocampista ideale era Piotrowski e gli hanno preso proprio Piotrowski come caratteristiche, dicono, no? Ecco, quindi ieri era proprio, scusami Alessandro, ieri era proprio la partita di Piotrowski. Esatto, non di Zaraga. Esatto, ma infatti secondo me, qual è il problema? posso dire, secondo me la partita c'è poco da parlare. È Runec che ha voluto strafare, non è che ha cannato, ha voluto strafare. No, ha cannato. No, ha voluto strafare e quindi ha voluto provare a dimostrare di poter fare qualcosa di più, quando in questo momento questa squadra aveva ottenuto una sola cosa buona, una buona struttura che dava un po' di equilibrio difensivo, un po' stava bene, cioè una squadra che prendeva pochi gol, e lui ha voluto strafare per cercare di sorprendere il Milan in qualche modo che il Milan non si poteva mai aspettare, e passatemi il termine, ha pisciato fuori dal vaso. Questa è stata, secondo me, non è cannato, ha pisciato fuori dal vaso. Il calcio da 100 anni a questa parte è sempre quello. Il calcio non è cambiato di una virgola. Gli allenatori, i vecchi allenatori dicevano squadra che vince
non si cambia. Sono le mode che fanno gli allenatori adesso, sono le mode, non c'è solo il Rooney che fa quelle cose lì, ci sono 2, 3, 4 allenatori in Italia che cambiano squadra, interpreti ogni partita, anche se vincono. Sono le mode, come la moda che iniziano a partire da dietro, il fraseggio da dietro, l'azione da dietro, sono le mode queste qua. E le mode poi vieni a pagarle, Allora, vieni a pagarle. scusami, Gli allenatori vecchi dicono sempre, mi ripeto fino all'infinito, squadra che vince non si cambia, non si tocca. Dai, su. Allora, perdonami, non sono vecchio come Beppe, però io faccio una considerazione. A me sembra di rivedere gli stessi errori che ha fatto l'anno scorso il buon Costa, ma paro, perché nelle 8 partite finali tutto quello che poteva sbagliare ha sbagliato. A me sembra che adesso abbia iniziato prima. L'anno scorso, dopo le 3 vittorie, siamo andati a Roma e abbiamo cambiato completamente mentalità. E noi ricordiamoci che ci siamo salvati Andato a Roma cambiando modulo e mentalità, e ricordiamoci che noi ci siamo salvati per le prime 3 partite dell'andata e per il filottino che abbiamo fatto all'inizio del ritorno, perché se noi andiamo a vedere oggettivamente e non con gli orgasmi continui di Elio il campionato dell'anno scorso, tutto il resto del campionato è stato un campionato col punto di domanda e tendenzialmente mediocre. Di quelle partite che hai citato tu, qual è stato il filo conduttore di quelle partite? Le prime 3 e il filotto del 4-4-2 che viaggiavi. C'è stato un filo conduttore che ti collega tutto. Toven. Vabbè. Toven non c'è stato più, crisi, tornato Toven 4-4-2 che funziona quando hai un giocatore come Toven, perché sennò per quello Atta funzionava esterno, perché Toven era un po', diciamo, l'accentratore del gioco e Atta riusciva più a muoversi negli spazi. Adesso con sta squadra è Atta che deve fare, tra virgolette, il Toven, quindi andare lui a prendere la palla e crearla, ma se lo metti largo lo butti fuori dal gioco. E quindi, cioè, secondo me in questo momento questa squadra, è brutto da dire, ma è ancora in costruzione totale, e quindi... Scusa, come fa ad essere in costruzione totale una squadra che ha gli stessi giocatori dell'anno scorso? Beh, non è vero. Cioè, scusa, guarda la squadra che è partita. Dai, non dire così. Guarda la squadra che è partita, mi dici chi sono i nuovi? I due, appunto, perché i 2 titolari che dovrebbero cambiarti un po' la squadra, che sono Zaniolo e Zanoli, sono arrivati l'ultimo giorno di mercato. Non puoi pretendere che arrivano, prendono, cambiano la squadra dall'oggi al domani, se no non sarebbero l'Udinese. Beh, per cambiare e metterlo al posto di Ezebue qualcuno non è che ci voglia molto. Ma quello arriverà. Scusa, ma Piotrowski dov'era? Levatemi Ezebue per piacere. E poi mi fa anche pena, cioè quello, voglio bene io. Guarda, io non sono preoccupato perché paradossalmente penso che sarà una questione naturale. Cioè, dobbiamo solo fare il conto, succede dalla prossima giornata a quella dopo, ma penso che qualsiasi allenatore sano di mente prima o poi non vorrei mai che poi me lo sposta un po' avanti. Le vie sono infinite. No, ma però, vedi, al di là di tutto, senza scusami, perché se prima faceva il quinto, ieri l'ha messo quarto basso. Però la domanda che ha fatto il buon Beppi è questa. No, la vera domanda, sai qual è la vera domanda? Con i giocatori dell'anno scorso. Sai qual è la vera domanda? È questo il grande tema. Ed è la domanda che ci fa Clara. L'anno scorso avevamo 2 che hanno fatto 20 gol. Quest'anno, onestamente, rispondete tutti, chi li fa i gol? Perché quest'anno, da quello che ho capito io, è che sarà una squadra che segnerà poco. Sì. Perché non hai giocatori che la buttano dentro. Sì, al massimo dobbiamo sperare in un Zaniolo che fa 10 gol, ma dobbiamo sperare una stagione straordinaria di Zaniolo. Cioè, nel massimo, se andiamo secondo un po' quello che ci possiamo aspettare di ogni giocatore, una squadra che segnerà poco. Quindi, per quello a me, paradossalmente, piaceva tanto questa pseudo equilibrio difensivo che aveva trovato Runic col 3-5-2, perché è una squadra che sì, segnava poco, però almeno subiva poco, no? Una volta che togli i soliti erroretti di quelli lì, sì, ci aggiungi 2, io lo subiva poco, ho qualche dubbio. Però, una squadra che difende 45 minuti a San Siro e tiene botta, sì, però ok, 20 gol, 12 ne ha fatti da solo Lucca, no? E Toven li faceva fare anche a Lucca. Hai giocatori quest'anno che hanno nelle corde. Rispondiamo alla domanda. Gli 8 gol. Rispondiamo alla domanda. Chi li fa? Chi li fa? Dimmi i nomi. Gli 8 gol possono farli sicuramente più bravo di Davis, secondo me, perché è uno che vede più la porta. Secondo me gli 8 gol li raggiungerà anche Atta.
anche alta, li raggiungerà. E poi l'incognita è di Davis, no? Quindi L'incognita Bravo è di e Davis. Atta. Bravo e Due Atta, giocatori. insomma. Dentro anche E Zaniolo. poi che adesso fai è contento. chiaro che poi adesso è appena arrivato Buxa, e Buxa non lo conosciamo, Sì, no? ma come Cioè, quando è però arrivato- sulle corde Buxa ha questi gol, no? Ha sempre fatto gol. We Cioè, are talking nella about sua carriera who di this gol li ha year sempre will fatti. score, because Luca left, when left, Buxa could be the player who has the 10 goals target at the end of the season. For Buxa, For Buxa. I think it's difficult. 10 goals in the first season difficile. for the player who probably will go on the pitch from the bench many times. So for me, if he scored okay, maybe we know that Davis sometimes has problems with health. So if that case, it's gonna be open chance for Buxa. But for me, if he scored, I don't know, 7-8 goals, it's gonna be good result. But now it's difficult to say, because in his first appearance, I think it's difficult to say anything about him. Why? Because he played in really good, really bad situation. I think he didn't have a chance to show his skills in offense so far, because he always go on the pitch when Udinese played in defense with good result. For example, against Inter, he didn't have one chance to score. So Yeah. it's difficult for me to. And he has a pedigree to score in smaller leagues, but not lots of goals. 10, 12 goals in smaller leagues. So when you upgrade the level, it's not so easy. I think if we score 6, 7, or 8 goals, it's gonna be good result for first season. If maybe Davis would be out from the health problems for a long time, maybe it's gonna be better chance for him. But now I think on this level, in the first season, if we in this environment, I think 7-8 goals it's gonna be okay. Sì, praticamente abbiamo posto anche la domanda ad Adrian, no? Su Buxa, visto che è un giocatore che lui conosce bene, dice che molto dipenderà da quante possibilità avrà da giocare, perché in questo momento davanti a lui c'è Davis, che è il titolare dell'Udinese. Quindi ipotizzando un Buxa che possa giocare con regolarità, quindi con un Davis magari un po' più acciaccato, come può succedere? Cioè, speriamo di no. Cazzo, gli ha tirato i piedi. Speriamo di no, però... Gli ha tirato i piedi, va bene, direttore? Però con un Buxa che gioca con regolarità, lui sarebbe ottimista, dice, con ottimismo potrei pensare a un 7 gol di Buxa al massimo, ma proprio essendo ottimisti, perché è un attaccante che non ha mai giocato a dei livelli top di campionato, ha sempre giocato in campionati minori. Al primo anno in Serie A, con l'impatto della Serie A, a livello che è la Serie A, se fa una gran stagione fa 7-8 gol. E Bene. quindi torniamo al discorso e facciamo rispondere anche gli altri. Buxa, se va bene, fa 7-8 gol. Atta, se fa la stagione che compra il Real Madrid, fa 8 gol. Sì, ma Bravo, se fa la stagione che esplode, fa 8 gol. Sì, ma devono giocare tutti, Capito? Poi non c'è Chi la anche butta l'altro, dentro? Guie, come si chiama? Guie. No, Zaniolo, chiedo. se fa l'anno della rinascita, l'anno della Fenice, fa 8 gol. Se mi mettono in rosa e faccio l'anno della Madonna, Hai capito? Siamo capace tutti che con... faccio Esatto, gol, siamo tutti col se fa, capito? E quello è il problema. E per quello la domanda di Clara ha senso, no? Posso arrabbiarmi su questo discorso? Allora, Vai. se chiudiamo il campionato, andiamo tutti a casa. Luca, quando è venuto qui? Con che pedigree era arrivato qui? Quanti gol aveva fatto Luca? È cresciuto qua Luca. Allora in questa società puoi far crescere i giocatori. Se cominciamo a essere così, quello così, quello... Ma ragazzi, dai, un po' di ottimismo. He is our mascot. Toven che arrivava Sì, dalle spiagge messicane. Sì, però... Un anno per rimetterlo a posto. Allora, io con tutto il rispetto di giocatori, io non sento l'assenza di Biol, cioè non la sento minimamente, anzi, cioè non Assolutamente no. Però oggettivamente Luca, ci sono gli stimatori, ci sono i critici, però Luca è un attaccante che anche in Serie B ha dimostrato che la palla la butta dentro, è uno dei pochi attaccanti che sente la porta e anche in questi anni ha dimostrato, per esempio nell'anno di Sottil, Cioffi e Cannavaro, che è una squadra in cui non aveva gioco, perché è una squadra che non giocava, gli davi mezzo pallone in area, fatto bene sulla testa e la buttava dentro. Sì, ben dopo, col senno di poi. Ma io neanche Luca non aveva mai, a Pisa aveva fatto 6 gol in Serie B. Però è andato su all'Ajax, ne ha fatti 2 e giocava nell'Ajax B. E quindi è un giocatore... io sono d'accordo con Elio su questo passaggio qua, sono pienamente d'accordo con Elio. Io penso... Perché Luca è arrivato qua
con lo scetticismo di tanti, se vi ricordate, Chi è ma Luca? di Chi è tantissimi Luca? di loro. Cioè era un prospetto, perché Esatto, tutti però- ne parlavano bene di Luca, però doveva ancora dimostrare. Però, I gol non li vedi, aveva ancora parliamo fatti. di un tu l'hai detto la parola giusta, parliamo di un prospetto. Esatto. Cioè, quando è arrivato, tutto il rispetto, Buxa, tutti hanno Nessuno sa detto, chi è. cavolo, da Buxa a Luca. Cioè, Quando è arrivato capito? Iker Bravo? Iker Bravo almeno è giovane. Sì, viene dal Madrid, Sai, ma no, lo c'ha- stesso. qualche colpo ce l'ha. Però parliamo di tutti i giocatori, adesso con tutto il rispetto del mondo, parliamo di tutti i giocatori che potenzialmente possono far Ma bene. fino adesso l'Udinese non ha sempre preso giocatori No. che potenzialmente avrebbero Sì, potenzialmente, dato. sai Ma quanti se ne sono andati negli anni che sono andati in grandi squadroni? E quanti che sono stati potenzialmente- sono Va state bene, dei tacconi della va bene, Madonna? qualcuno c'è stato. Qualcuno? Però ce n'è tanti che, se tu vai a vedere la storia dell'Udinese, ce n'è tantissimi che sono in giro per il mondo ai massimi livelli, partiti da Udine. Allora perché dobbiamo usare questo pessimismo? Io non sono d'accordo. No, ma per carità, cioè magari va bene, io me lo auguro, anzi, però non è facile sempre azzeccare quello che ti assicuri Allora 10 gol all'anno come succede. Aspettiamo. Aspettiamo. Vi ringraziamo, noi aspettiamo, poi vediamo. Jessica, Jessica, chi li fa i gol? Jessica, chi li fa i gol? Secondo me Lo dico io che li fa. No, aspetta che ce lo dice secondo me- Jessica, una voce Allora. gentile in mezzo a questi maschiacci. Vai, un po' vai. tutti, cioè centrocampisti. Jessica, però è una cosa intelligente. Cioè, adesso... Che No, Ernesto ma si secondo scalda me poi. anche, ad esempio, da non so, calci d'angolo, quindi abbiamo Christensen, magari Solé può fare qualcosa, l'insieme di un po' di tutti faremo gol. Poi non abbiamo mai fatto anche con Luca e Thauvin 4 gol a partita, 2 gol, 3 gol a partita. Brava Jessica. Quindi magari non so, un mix di tutti, tutto l'insieme. Vedete, Jessica, Non è fondamentale che No, ci siano uno, due, col calcio moderno di adesso, poi tra l'altro vediamo che vanno in gol tanti interpreti, I centrocampisti, ma noi non abbiamo centrocampisti che la buttano dentro. Infatti, io, È quello il problema. Io volevo fare che ha nelle un'aggiunta. corde il gol. Dai, Scusami, Sì, io volevo quest'anno fare ha iniziato a segnare, un'aggiunta. ha fatto 2 gol. Perché tu parti, anche Clara, la quale voglio molto bene perché è una bellissima donna. La conosci? No, però immagino che con quel nome deve essere molto Se bella. volete scrivere Ernesto, Ah. vi dico dopo il numero. Secondo me parte dalla domanda sbagliata. La domanda è antecedente. Chi è che manda qualcuno a fare gol? È questa la giusto. domanda. Domanda giusta. Perché secondo me siamo un attimino carenti lì, perché l'anno Di inventiva, scorso, dici, no? esatto. Cioè l'anno scorso noi... Quindi è un disastro. Allora, no, è una domanda. No, l'attacco allora, non c'è. è una- Centrocampo ma- siamo scarsi, Oh, il portiere è Madonna. scarso. Senti, Cioè, mettiamoci il cuore in mettimi qua, pace. mettimi qua, Cioè, Jessica, mettiamoci il cuore in mettimi- pace che siamo già giù mettimi qua, allora. Jessica, Non ho perché- capito. Cioè, sei Sì. stato via e sei venuto come Elio. Ti ho fatto una domanda. Io sono DNA. Ti ho fatto una domanda. Oh, Gesù Maria. Perdonami, tenendo conto che abbiamo 26 attaccanti che giocheranno tutti e che faranno 7 gol di media, chi li manderà a segnare? Ti chiedo. Non ho detto abbiamo delle seghe a centrocampo, pur avendo dei fantastici attaccanti, ti sto chiedendo. Beh, vedi, ad esempio, uno come io Atta. chiedo a lui e rispondi No, te. ti rispondo io perché tu sei... Sì. come si dice? È uno che stuzzica. Ad esempio, Atta ha dimostrato, ne ha fatti 2 gol, è partito, li ha fatti via, insomma, senza essere imbeccato da nessuno. Ok? Anche scusa, per chiedi ad Adrian se gli fa la risponderti, domanda in inglese, può essere che la Ernesto, capisca. Per risponderti anche Sì. un'arma in più può essere Zanoli, capito? Un'arma in più, perché uno che Zanoli, Sì, sto scherzando, Zanoli, era una battuta. Zanoli che Sì. punta giocando sulla fascia, però è diverso dai Zibue, perché Zanoli è uno che è veloce, Potrebbe saltare punta anche all'uomo l'uomo. e metterla dentro. Siamo no? Quindi- d'accordo. e lì qualche pericolo può Ma venire assolutamente, fuori, no? però ribadisco, ci manca, senza che ti arrabbi, perché No, non mi arrabbio, secondo io. voi questa squadra è da scudetto, cioè secondo No, voi ma noi no, siamo, ma noi no, siamo per meno aver 5, ragione, meno ma per aver 5. ragione. Non partire che è una squadra scudetto. Scusa, Stiamo facendo Jessica, un parla di un ragionamento, attimo che sente il fascino femminile e tace un secondo. Però Dai. io dico, possiamo dire che qualche punto di domanda ce lo facciamo, che qualcosa non sappiamo e secondo noi e secondo me Il ragazzo è neanche sicuro, molto Dio sicuro. santo, Il Madonna. ragazzo è sicuro.
È insicuro, vedi? No, il tuo mister è insicuro, è il tuo mister che è insicuro, non io. Il tuo mister dopo 1 anno e mezzo ancora non ha capito chi ha in rosa. Lì sono d'accordo con Beato Signore. Io non parlavo di quello, sono d'accordo. E io faccio un discorso più ampio. No, io non sono insicuro, chiedo, perché il tuo mister l'altro giorno non è riuscito a fare niente, ha proposto una squadra. No. Non siamo d'accordo l'altro giorno. E le vabbè. altre 3 partite Vi interrompo. Dopo faccio una domanda a Lorenzo, ma mentre parlavamo, Sì. Adrian mi ha detto cosa pensano quest'anno in Polonia della squadra che Rooney c'ha a disposizione. Sì. So Adrian, you were saying? So yes, before the season, when we analyzed the situation, the squad, the potential of the squad, a lot of journalists who working in as a Serie A in watching this game say that in Udinese is the only one player who can who have a technical skills and can change the game in one moment, and it was Artur Atta. For me, I also add to this maybe Iker Bravo, but I think this season is gonna be really, really important for him if we score more goals than last season, and if he can improve his skills, improve his statistics, maybe it's gonna be player who can be, I don't know, for the 2 or 3 seasons can be the really important players for the Runjaic or maybe another coach squad. But generally in Poland, where journalists analyze the Udinese potential, say that is the only one player, really interesting players who can change the image of the match thanks to his skills and his potential, and it was up. Okay. Sì, praticamente quando è finito il mercato hanno un po' analizzato, no? La squadra di Rooney a disposizione e hanno visto che c'è solo un giocatore che può dare quel qualcosa in più, che può cambiare la gara grazie alle sue qualità, no? La sua tecnica, la partita in favore dell'Udinese, ed è appunto Atta. Lui vede anche un po' Bravo, che quest'anno è un po' il suo anno per mettersi in mostra, per giocare con continuità, aumentare il suo bagaglio di gol che porta a disposizione, ma pensa diventerà un giocatore fondamentale per l'Udinese più negli anni a venire che quest'anno, perché quest'anno è un po' l'anno della conferma. Per quanto 2 tempo? partite. 2 Se partite. la Spagna arriva in finale 3. Quindi non troppo, un mesetto. Vediamo, probabile. Un mesetto non è poco. 3 partite. Non è poco. Beh, hai aspettato Zanoli per 3 partite, poi aspettare. No, era una provocazione. Sì, era una provocazione. Tenendo Comunque, conto no. che non sappiamo chi sono gli altri attaccanti, non lo so Lorenzo, neanche Costa. no, io volevo fare una domanda a Lorenzo, no? Questa squadra, secondo me, ha un'identità molto chiara, no? Che è un po' quella dell'anno scorso. Una squadra che si esalta quando gioca in transizione, in contropiede, lascia giocare l'avversario, ha una grande struttura fisica, perché non avendo tecnica è superiore quasi a tutte le squadre per struttura fisica, e quindi quando giochi questo tipo di partite può fare il suo. Vedendo un po' il mercato e soprattutto gli ultimi 2 colpi, che dovrebbero essere quelli che fanno fare il salto di qualità, come li vedi inseriti giocatori come Zaniolo e Zanoli in questo Udinese che diamo per scontato continuare a giocare così con questo modulo, e quindi ci sarà un ritorno al 3-5-2 con questo stile di gioco ben definito. Tu quindi hai una squadra... per scontate troppe cose. Tu hai troppe certezze nella tua vita. Mi piace vivere così. Lorenzo. Chi non risica non rosica. Ma la domanda è molto ampia. Io tornerei un passo indietro per capire un po' questo Rooney, amico di Adrian. Cioè, quello che ha fatto domenica Rooney è una cosa devastante, secondo me. Cioè, al di là del modulo cambiato, passi, ma come fai dopo, non dico subito o prima, ma dopo 10 minuti, un quarto d'ora, quando io ho visto la formazione come l'avete vista voi, io ho pensato una cosa, non so se l'avete pensata anche voi, fa giocare Zarraga. Io ho pensato, questo qua gli mette Zarraga alle costole di Modric, marcatura a fiato come si dice in gergo, no? Manco per niente. Modric ha fatto un partitone, sembrava avesse 20 anni. E non aveva nessuno vicino? Sì, ma la stessa Lorenzo Secondo, uno come Piotrowski, era la sua partita questa.
col centrocampo del Milan, vicino a Castro. Era la sua partita, dietro era la partita di Goklidze, va bene? E coprivi bene la fascia a destra, o se proprio vuoi tirarmela fuori, mettici Bertola, che è svelto, rapido, e Zibue, tribuna secca, in eterno, ok? E metti Atta, non lo puoi mettere a destra ci metti da subito Zanoli, perché è allenato Zanoli, è pronto, si è allenato tutto il campionato, il precampionato col Napoli, ed è pronto, infatti ha fatto 3 cross, cosa che ci mette un anno intero e Zibue per farli, ok? Quindi ci metti Zanoli, ci metti Piotrowski, ci metti Atta, che poi è uno che gira, Atta questo, quell'altro, se la va a cercare lui perché è intelligente, oltre che tecnico. Atta sa dove andare, sa creare gli spazi e quindi li crea anche per Davids. Mettici Buoi, Iker Bravo, e io come destro ci metterei Zaniolo, va bene, sulla destra. Zaniolo che poi ha la capacità di intercambiarsi con gli altri. E poi un altro di cui voi non avete nominato e che sarà uno determinante secondo me in questo campionato, con la speranza che San Runeic lo faccia giocare, sarà Miller, ragazzi. Sarà Miller, perché Miller, avete visto la personalità, i 3 minuti che ha giocato, cosa ha fatto? Ecco, questo fa. Ieri Runeic non ha tenuto conto assolutamente di nulla, ha fatto la partita che aveva in testa senza tener conto dell'avversario, altro che studiare l'avversario. Anche perché bisogna dico, comunque dire, Lorenzo, non dico che fosse semplice, perché forse avremmo perso comunque, ma non in quella maniera, regalando 3 gol da cialtroni. Sì. Aspetta, Lorenzo, su questa parte però vorrei anche aggiungere una cosa. Quindi questa è la mia opinione. Ricordatevi di Miller e di Atta. Perdonami, il Milan che è sceso in campo sabato a Udine ed era senza Leao. Cioè, io adesso non lo reputo la squadra che arriverà nelle prime 4. Secondo me era una partita, ma non avevo dubbi, ma viste le tue previsioni di inizio anno, fossi nei tifosi del Milan mi ravanerei molto bene. No? Ho visto una grande squadra io l'altra sera al Milan. Quindi noi abbiamo perso, con una grande squadra. Ma non è questione di grande squadra, è questione di giocare con un certo acume. Dai, su ragazzi. Non ha le coppe. Sempre mediocre rimane. Vedrai dove arriverà il Milan quest'anno. Scusa Alessandro, tu va bene che ti stai allenando con l'inglese, puoi mettere vedrai dove arriverà il Milan quest'anno, però a fine campionato la clip e la mostro a maggio. Però ricordati, perché poi loro dicono che se noi me lo sono sì, ma tutti e due, anche lui, sai che hanno l'Alzheimer tutti e due. No. A me quello che preoccupa veramente è che in un anno e mezzo, in un anno e qualche mese, io non ho visto un miglioramento da parte del nostro mister. Sì, io invece in 10 anni che faccio trasmissioni con te non ci hai mai preso un piffero a sentire. Non ti ho mai sentito parlare bene una volta. Elio, sono 10 anni che fai campionati pessimi. Dio santo, secondo te? Oh Madonna santa. Elio, l'anno scorso che è stato un buon anno, ha iniziato -9, e poi all'8 ti sei fermato. No, secondo te l'anno scorso dovevamo arrivare in Coppa UEFA? Potevamo. Se mia nonna aveva le ruote era una carriola, ma gliele hanno bucate. Beato signore. Allora io dico una cosa, no? Cioè io fondamentalmente sono anche tifoso udinese, cosa che tu non hai mai dimostrato di essere. No. Allora io dico una cosa, non si può sempre parlare male in continuazione, sempre trovare sempre un qualcosa per dire qualcosa di male. Io vorrei qualche volta che tu mi dicessi anche qualcosa di positivo. Non te l'ho mai sentito dire. Perché sei sordo e hai l'Alzheimer. Questa trasmissione, poi Lorenzo e Alessandro mi possono correggere e se venisse Piotr potrebbe dargli una mano, è fatta per analizzare.
no? Se poi dobbiamo fare i tifosi, io mi metto con Adrian, io c'ho il perizoma leopardato, lui se ce l'ha tigrato balliamo sul tavolo, però stiamo Con analizzando. questa gag non mi hai convinto comunque. Ma sai cosa ci vuole per convincerti? No? Tu l'anno scorso hai subito Ma 8 siamo andati, siamo retrocessi? Ernesto, scusami, Ernesto. Lorenzo, parla a te, perché con Elio cosa vuoi parlare? No, insomma, adesso non è questione, cioè, ci siamo esaltati lunedì perché ha vinto a Pisa, ci siamo depressi per la sconfitta, per come è maturata la sconfitta, perché col Milan ci può anche stare, ragazzi, di perdere, non in quella maniera lì, perché fa male, perché lì c'è stato un chiaro errore di valutazione da parte di Runeic. Lo diciamo francamente, lo ha ammesso anche lui, ho sbagliato, lo ha detto. Quindi non che questo lo giustifichi, perché un allenatore che allena in Serie A non può non tener conto di certe situazioni, cioè cambiare modulo in una partita col Milan è già un errore di per sé stesso. Gli interpreti poi che ha messo per cambiare questo modulo li ha toppati completamente. Quelli che vi ho detto io sono dei giocatori, per me i giocatori che ha comprato l'Udinese sono ottimi giocatori che rientrano nella classica, nel carnet proprio dell'Udinese. Non dimenticatevi, Zaniolo, ecco, forse è l'unico che ha bisogno un attimo di tempo, ma di tempo di una settimana, perché teniamo conto che il campionato Domani gioca, Sì, lo so che gioca col Palermo domani, ma comincerà dopo la sosta della prossima nazionale, cioè da metà ottobre. Ecco, per quella data Zaniolo sarà disponibile. Zaniolo ha tanta voglia di rimettersi in gioco. E Zaniolo non è l'ultimo arrivato. Noi dovremo puntare sulle 2 Z, cioè Zaniolo e Zanoli, uno a destra e uno a sinistra. E poi c'è questo Miller che con Atta ai piedi buoni, Piotrowski dà un'impiantistica forte al centrocampo insieme a Castrum, e dietro ci fai giocare Roberto Ogoklidze, va bene, con Christensen e Solé. Rimane il dubbio per me rimane il dubbio del portiere, perché oltretutto adesso Nunziante, che è il secondo, va a fare l'Under 21 i campionati mondiali con l'Under 20 in Che dubbi hai, scusa? Io ho dubbi che cambi, ma non ne hai, quindi stai sereno. Quante partite deve star fuori? 3 giornate ancora, poi torna Okoye. 3 giornate? 3 giornate con la Cremonese. 2, quindi scherzavo. 2. Perché? No, ritorno a ottobre. Palermo, sì, esatto. Sassuolo e Cagliari. Le ultime 3 senza Okoye. Quindi dobbiamo passare indenni il più possibile, diciamo, questo periodo, perché comunque per me, Lorenzo, la partita di domani sera è un crocevia molto, ma molto importante dopo la prestazione di domenica. Tutti quelli che ho nominato giocheranno domani sera. Giocheranno tutti nuovi, esatto. e faranno bene a qualche scelta in più per domenica prossima, no? Bravissimo. Ok, e qui siamo d'accordo. Però scusami, scusami, fammi finire un attimo. Vai avanti. Quello che mi preoccupa, va bene, non è tanto il fatto che ieri abbiamo perso, è il modo con cui abbiamo perso. Un modo che è stato sottoscritto, firmato e controfirmato dal mister Runeic. Perché i giocatori che ha a disposizione, a mio avviso, sono giocatori che permetteranno, se gestiti in una certa maniera, di fare un campionato sicuramente importante. Questo è il mio punto di vista, compreso Davis, compreso il Bravo, e tenendo conto dei vari Miller, Piotrowski, Atta, Zanoli e quello che vuole. Per me i giocatori che ha comprato l'Udinese quest'anno sono buoni, validissimi. Domani. Però devi piegarli in una certa maniera, devi giocare in una certa maniera, non puoi giocare come hai fatto ieri. Scusa, avevo giocato sabato, però aspetta un secondo, mi dite che domani col Palermo giocano tutti nuovi. Di cosa stiamo parlando? Secondo me sarà un po' un ibrido, cioè ovviamente giocheranno tanti giocatori che hanno giocato poco. Tanto ci sarà il debutto di Nunziante, che è stato chiesto esplicitamente all'Italia di poterlo tenere ancora 2 giorni in più del dovuto, perché doveva già raggiungere oggi lui il raduno dell'Italia. Fuori Sava. Giusto per turnazione, di solito in Coppa Italia fai giocare il secondo portiere, no? È una regola non scritta, tra virgolette, di tutte le squadre, e quindi giocherà Nunziante. Siamo curiosi di vedere come farà il suo debutto. Poi ci sarà un po' di turnover dietro, perché per esempio è una partita che Solé
probabilmente non la vedrà dal primo minuto, stesso vale magari anche per Christensen, no? Quindi possiamo vedere magari Goglicizze, Cabasele in mezzo alla difesa se passi a 3, se no Goglicizze e Bertola se giochi a 2, e ritorna Camara sulla sinistra, dovrebbe giocare, speriamo, Zanoli sulla destra, e Zaniolo gioca titolare, quindi avremo Zaniolo assieme a Buxa, quindi anche lì nuova coppia d'attacco per farli rodare un po'. Io ho i miei dubbi sul centrocampo che verrà stravolto. Secondo me un po' di interpreti che abbiamo visto col Milan verranno riconfermati anche a centrocampo, e penso che quello che verrà sacrificato un po' di più sarà proprio Miller. Cioè io mi aspetto un Piotrowski e Kellenkamp, Karlström, Piotrowski e Kellenkamp, Zarraga con Miller che gioca dal secondo tempo. Questa è la probabile formazione a sensazione da quello che abbiamo capito oggi, però è una partita talmente, passami il termine, che conta di più il far provare i giocatori piuttosto che il risultato, che io penso che dopo ci sarà spazio agli esperimenti. Posso dirti? Non mi scandalizzerei neanche se dovessimo vincere e battere il Palermo, però alla fine andare avanti in Coppa Se Italia. dovessimo Battere il Palermo, sì, dopo se batti il Palermo hai la Juve agli ottavi. Onestamente non mi stupirei neanche se dovessimo perdere col Palermo, perché è una partita fatta più che altro per provarli i giocatori, perché il risultato che ci frega. È una partita, secondo me, che Coppa Italia cosa te ne frega? no, è utile per tanti motivi. Vabbè, ma puoi farti l'allenamento con la Pro Vercello, con la Pro Pagagna, cioè con tutto il rispetto per la Coppa Italia che non conta. con tutto il rispetto per il Palermo, le seconde linee dell'Udinese sono in grado di battere il Palermo. Cioè, se tu ti presenti con, lasciando che seconde linee speriamo di no, ma se ti presenti con Zaniolo, Zanoli, ma anche davanti Buxa, sì, ma il problema non sono i giocatori. Se tu dici metti 11 giocatori che non si conoscono, io non dico niente. Io dico non ho capito se eri ironico oppure che io ci terrei alla Coppa Italia, come ci ho sempre tenuto. No, il fatto che non siano seconde linee non vuol dire che il fatto che siano, anzi te la metto in positivo, che siano ottimi giocatori che però non hanno mai giocato insieme, potrebbe non essere il modo migliore per affrontare la Coppa Italia. Per questo secondo me non saranno 11 giocatori nuovi, ci sarà un po' di, passami il termine, zoccolo duro, un po' per anche tenere, un Karlström se gioca a me non sorprende, perché ci sei qualcuno che dia un po' di equilibrio a tanti giocatori nuovi che per la prima volta giocano insieme. Cioè, perché io non vorrei dire la Coppa Italia sulla quale tutti ci sputano sopra, secondo me è uno dei modi migliori per rendere contento Elio e rischiare, Elio per rischiare di andare in Coppa, è quello intendo, perché se non hai capito, no? Non ti rispondo. No, figurati. No, cioè se non parla mi sembra veramente un insulto, sia per chi guarda la partita sia per chi la gioca, ma la mia opinione. Comunque io ci terrei domani a vincere contro il Palermo, parliamoci chiaro. Al di là dei che poi come sottolinea che voi chiamate le seconde linee, che poi diventeranno le prime. Poi Lorenzo il Palermo ha costruito una grande squadra per salire. Però come sottolinea Alessandro, che ci segue sempre, salutiamo Alessandro, anche Inzaghi ha annunciato che ci sarà un po' di turnover dalla sua parte, quindi sarà un Palermo che non è che si presenta al top. Quindi secondo me anche un Udinese un po' rimaneggiata deve fare la partita e vincerla. Cioè è l'obiettivo minimo. Basta che non mi faccia rivedere Zibue, guarda. Mi sembra che... No, è una squadrona. Anzi, speriamo comincino già anche a trovare un po' di gol. Cioè che non sia una partita che vince i rigori, magari sia una partita che vince anche 3-2. Non mi interessa il risultato, ma sia una partita che magari anche chi deve segnare comincia a trovare il gol, prende un po' di fiducia, prende un po' il feeling con la porta, cioè può essere anche utile quello, quindi magari mi aspetto, cosa che non credo, ma mi aspetto, spero, un atteggiamento anche più propositivo nel tentare di andare a costruire, far provare qualcosa di nuovo. Hai detto prima che l'Udinese, soprattutto quest'anno, ha il problema che essere propositivi è più difficile, quindi saremo più bravi a poter coprire e ripartire. Quindi bisogna fare attenzione, non è una partita scontata. No, per niente. Benissimo. David, you have another ticket for Ruination for to come back to Varsava? Non ho capito. Lorenzo asked you if you have another ticket to take back Runich to Poland. It's a joke. It's not a joke. If you want to take it real, you can. To Poland. Yes, take back. If you have 2 tickets from the return. You come back to Varsava. No. Now we can joking, we can smiling, but non lo voglio think, neanche loro. I think well, it's a You also don't want a Rudy. no. Thank you.
don't say David, Adrian, thank you and sorry. You're welcome, no problem. Well, I think I can say that he will end this season as Udinese coach. I think. Hai fatto una prediction, praticamente hai detto che Rooney non verrà esonerato quest'anno, cioè che finirà la stagione da allenatore dell'Udinese. I think it's the first coach of Udinese for a long time who has really good, the good feeling with the sporting director, good feeling with the president, a lot of trust for the staff. So I think for me was a little bit surprised that before the season he signed a new contract. Sì, però Adrian non si può neanche dopo 4 giornate mettere in discussione l'allenatore, no? No, ma dai, adesso noi ne abbiamo dopo 42 diciamo, ragazzi, ha sbagliato, però ma diciamo che ha toppato completamente la partita e bisogna andare avanti. Punti, no? Sì, quindi adesso stare a parlare di esoneri mi sembra un attimino esagerato. Ecco. La mia è la battuta, attenzione. Gli diamo atto di troppe cose. For me also is a big question that if the Udinese is prepared for another coach, has a good candidate to replace Runjaic, because we know that in the past, in the last 4 or 5 years, Udinese has a free coach. Può essere l'unica ragione per cui non viene esonerato. La frase di Adrian, traduco al volo, era non so neanche se l'Udinese è pronta ad avere già in mano un eventuale sostituto di Rooney, perché non è che c'è tanto. No, facciamo. Questa era la frase. No, parlavamo comunque di una novità, poi finisco di tradurre, Elio, poi ti lascio parlare. Parlavamo di questa novità che anche per loro in Polonia è una sorpresa, che è la prima volta dopo tanto tempo che un allenatore dell'Udinese ha così tanta fiducia da parte della società, che gli hanno rinnovato il contratto quest'estate, eccetera. Quindi questo è un segno di fiducia importante. Ma infatti la società ha piena e totale fiducia nel mister, proprio in una maniera incredibile proprio. Guarda che il mister dalla società, dalla proprietà è visto benissimo, ha totale fiducia il mister. Poi è chiaro che contano i risultati. Siamo scivolati su un argomento, secondo me, anche se ha sbagliato, cioè parlare di esoneri, parlare di questa roba volevo fare una domanda io a Adrian. Scusa, qui traduci, no, qui traduci perché poi mi sembra di svilirti. No? Ti svilisco. Allora, scusa una cosa, tu vieni dalla Polonia a Udine per vedere di Runjaic e mi sembri molto esperto di calcio dell'Udinese, ma in Polonia seguite qualcosa dell'Udinese? Perché? Udinese is so followed in Poland, or if is so followed in Poland, how do you know lots of stuff about Udinese? Yes. Well, I think it's depend of the situation, because 10, 11 years ago with Zielinski, when Zielinski started, I think, and also in that time Udinese played better because played in European Cups with Francesco Guidolin as a coach, and was completely different story. But now, of course, at the beginning of the last season when Runjaic went here with Polish coaches, it was, like I said before, really interesting situation, especially for the fans, for the journalists, because, like I said, it was the first situation that Polish coaches go to Italy directly from Poland, and Runjaic was I think hot surname because he worked in the biggest club in Poland, like Legia Warsaw. So I think it depends of the situation. Now we have 2 Polish players, Piotrowski and Buksa, so naturally more fans following Udinese. Also thanks to this that in Polish television we have a Serie A, so it's really easy to watch a lot of games. But if Udinese, for example, would play for, I don't know, European Cups and fighting until to the end of the season for European Cups, I'm pretty sure that a lot of fans, and also with the thanks to good Piotrowski and Buksa performance, I'm pretty sure that
the interesting about the Udinese will be higher. But it's impossible to compare interesting about Udinese with Napoli, with Milan, with Inter. I think it's also for maybe sometimes with Bologna, because in Bologna we have Skorupski, we had Urbański, now Urbański is playing in Polish league. But generally, it depends of the situation. Now, thanks to Polish players, thanks to Polish coaches, the interesting about Udinese is higher. For example, Przemek Małecki, Kosta Runiewicz assistant, in the break after the season gave an interview for one of the most important Polish sports journalists, and they talk around 2 hours about Udinese, about the details, about Serie A, about the club. So naturally, a lot of fans gave a lot of information about the club. But generally, I think it's impossible to compare with Napoli, with Inter, Milan and Juventus. Sì, praticamente diciamo che l'interesse in generale per l'Udinese, traduco veloce, è partito da l'epoca in cui l'Udinese giocava le coppe, in particolare perché per esempio un giocatore, uno dei giocatori più famosi della Polonia, Zielinski, ha iniziato la carriera a Udine, eccetera, eccetera. Adesso poi è ritornato l'interesse perché è un allenatore come Runiewicz che da un campionato come la Polonia allenava il Legia Varsavia, che è considerato uno dei club più importanti del campionato polacco, va a allenare direttamente in Serie A e si porta dietro 2 assistenti polacchi, ha creato un po' di nuovo di interesse attorno all'Udinese. Questo interesse è aumentato e si è ampliato ancora di più con gli arrivi ovviamente di Buxa e Piotrowski, altri 2 giocatori nel giro poi tra l'altro dalla nazionale, quindi anche questo ha aiutato l'interesse nei confronti dell'Udinese. Il tutto però agevolato dal fatto che in Polonia ci sono i diritti della Serie A, quindi si può vedere la Serie A. È uno dei pochi campionati assieme alle competizioni europee che si può seguire. Quindi lui spiegava, questo interesse c'è, si possono vedere le partite, ma è chiaro che non arriverà mai al livello dell'Inter, del Napoli, ma anche del Bologna, per esempio, che ha da 10 anni Skorupski, che è un ottimo portiere polacco in squadra. Però è chiaro che con l'arrivo di Buxa e Piotrowski, col fatto che magari se l'Udinese fa una buona stagione riesce anche a lottare per le coppe, i diritti per delle partite ce li hai. Comunque un po' di giocatori, un po' di interesse ce l'hai perché c'è un po' di Polonia nell'Udinese, è chiaro che un interesse può ancora aumentare di più. Detto che però la vedrà difficile arrivare ai livelli di il Napoli e quelle squadre là. Poi Abbiamo chiuso, ragazzi. Abbiamo chiuso. Eravamo assieme a vedere la partita a Poznan, Lech Poznan Udinese, che terminò 2-2. Anche a Ploc siamo andati a vincere con gol di Barley. E a Poznan segnò Quagliarella e autogol di e abbiamo perso con lo Slavia Praga. Quagliarella giocatore remember, but I have the jersey from this match. Siamo in chiusura. But I don't know if you know about that. In Lech Poznan squad played Robert Lewandowski in these 2 games. Esatto, giocò Lewandowski proprio con Lech contro l'Udinese. Sì. And I remember in Polish, in Polish journalism, in the Polish who working in Serie A was because at that moment I think the scouting for Udinese was better than now because we had there was less competition. Alla fine del primo tempo Lorenzo spallarono la neve perché nevicò ininterrottamente per 4 giorni. Ricordo bene. Siamo in chiusura. Io ringrazio Adrian. Thank you very much and see you later. Grazie. Grazie. Ciao. Ringrazio tutti, Ernesto, Elio, Beppi, Jessica e anche Alessandro. Grazie. Runic ieri ha sbagliato, però stiamo calmi, ok? Lo stesso. Bravo. Passate una buona settimana. Ecco. Ciao a tutti. Ciao.